Ciao a tutti amici, ben ritrovati e bentornati sul canale. Oggi ci troviamo nella famosa, quanto meravigliosa e gelida Val Venezia. Siamo all'interno del Parco Naturale Paneveggio, Valli San Martino. L'avremo percorsa una decina di volte questa valle, ma è sempre meravigliosa. Una volta per il Mulaz, in invernale e in estivo, una volta per il tentativo al canale del Travignolo, una volta per fare il classico giro ad anello, insomma Baita Segantini. Non è la prima volta che passiamo di qua, ma è sempre meravigliosa. La nostra destinazione di oggi è il Cristo Pensante e siamo partiti appunto dal parcheggio in Val Venezia, non dal Basso Rolle, perché sennò era un giro un po' troppo corto per i nostri gusti, quindi l'abbiamo allungata un pochino così. Poi vediamo se fare anche il giro ad anello. Intanto siamo in ottima compagnia con Francesco, l'Angelica e Filippo. Tanto buona visione, noi iniziamo a incamminarci che qui si gela. Eccolo! Yeah! Eccoci! Direttamente da cima alla Varella, tac tac, inizia la stagione invernale. Abbiamo cambiato un attimo assetto Sì. stavolta. Ci stiamo mettendo in sesto per la stagione invernale, sperando nevichi un po' di più di quanto abbia fatto finora, perché diciamo che non è ancora una condizione invernale piena, però confidiamo che nelle prossime settimane possa essere insomma di nostro gradimento. Speriamo, abbiamo tanti bei giri da fare. Assolutamente. Dai, io non ho ancora le idee chiarissime. Neanche a me, però l'importante è se prefissarsi di avere esatto, qualche obiettivo. Pian pianino andiamo. A dopo. I hope we don't fail to see the beauty of being free. Don't forget what you love the most. I just wanna keep you close, so we have to give it one more try before the idiots are taking over. They're caught up in the race of wanting more, and we can tell one from the other. No one can tell you what they're running from. No one knows anymore. What's it for? E come sempre, quando sei in compagnia, il tempo vola. Ci siamo fatti tutta la Val Venezia e adesso stiamo andando verso la fine per raggiungere il Cristo Pensante. Questa valle sempre lunga e gelida, percorsa così in inverno, se non c'è il sole un po' si sente, a meno che non pazzolate tanto come noi e il tempo svola. So keep your eyes open,
for the things that really matter. Oh, we have to give it one more try. Now that the idiots are taking over, they're caught up in the race of wanting more, and we can tell one from the other. No one can tell you what they're running from. Cioè il panorama da qui, ragazzi, è veramente sempre la fine del mondo, cioè è pazzesco, è bellissimo. Oh no. One more time before it's over. They're caught up in the race of wanting more, and we can tell one from the other. No one can tell you what they're running from. No one knows anymore. What's it for? Bello qui, ah? Stupendo. Bellissimo qua, meraviglioso, cioè panorama incredibile là in fondo su Cima Uomo, la Marmolada, bello. Che per quante volte che ci veniamo qua? Sempre non stanca bello, mai. sempre bello, Non stanca mai. sempre. Close your eyes. Get some rest. I'm by your side. Lay your head on my chest. I know you've had a really bad day. But I'm right here, it's gonna be okay. The world could fall down, it's gonna be okay. The sun could go out, we're gonna be okay. If all the blue skies fade to gray, we're gonna be okay. Calm your soul. Hold my hand. Don't let go. I understand. I know it hurts. It wasn't fair. Abbiamo scelto di salire sul versante ad ovest, evitando quindi la via normale che salirebbe da nord, e qui è tutto soleggiato, è bellissimo il sentiero per salire. Noi non abbiamo usato i ramponi perché la neve insomma era poca e tenevano bene gli scarponi, e adesso dai, siamo arrivati. Abbiamo fatto un bel giro comunque, perché sotto lì Filippo aveva detto che segnavano già 10 km, quindi un bel giretto, soddisfacente, giornata stupenda, e adesso ci manca solamente da conquistare la cima.
siamo arrivati in cima finalmente al Monte Castellazze a 2333 metri con il bellissimo Cristo pensante alle mie spalle. Finalmente sono contenta di averlo visto anch'io in prima persona, perché è super famoso come punto panoramico, perché c'è poco da dire, ma è veramente una terrazza panoramica sulle Pali di San Martino e da qua la vista è strepitosa, ve lo giuro, è bellissima. Abbiamo Cimon della Pala, la Cima Vezzana, la Cima dei Bureloni, il Murat, la parete sud della Marmolada, Cima Uomo, il Pavione, tutta la catena di Cima Bocche del Lago Rai, in fondo si vede il Latemar, insomma veramente veramente stupendo da qua. Adesso andiamo verso giù che è ancora un po' lunga e se abbiamo tolta con calma, ma va bene così, è stata una giornata stupenda in compagnia di persone fantastiche, quindi abbiamo tutto il tempo del mondo anche per scendere. Bene, andiamo intanto. Siamo quasi arrivati alla macchina, è stata una giornata meravigliosa veramente in compagnia dei ragazzi, è stato bellissimo, è svolata questa giornata e è stato veramente anche un giro stupendo. Adesso stiamo tornando appunto facendo un giro ad anello alla macchina. Spero che questo video sia piaciuto anche a voi e noi ci vediamo alla prossima escursione con un nuovo video. Ciao a tutti e buona settimana!